Buongiorno, giovedì 4 giugno, stavo guardando l'ora, sono le 11:47, la nostra diretta che inizia anche oggi come di consueto, una diretta che ci porterà fino all'appuntamento quotidiano con il governatore Luca Zaia alle 12:30, ci collegheremo con la sede della Protezione Civile regionale di Marghera per il punto della situazione, per gli aggiornamenti, per le notizie se vogliamo anche del giorno. Prima insomma un po' l'occasione fino alle 12:30 per fare il riassunto di quanto è accaduto nelle scorse ore, per uscire dallo studio, magari qualche collegamento per capire quali sono le notizie più così di giornata nelle varie nostre città venete. Intanto vi leggo questa dichiarazione del virologo Andrea Crisanti, il direttore di microbiologia a Padova, che dice: il coronavirus è entrato a Vo' Euganeo intorno alla prima o seconda settimana di gennaio, pensate. Quindi dall'analisi sui test serologici che è stata condotta sulla popolazione, sapete, insieme regione, università e azienda sanitaria, insomma, da questa analisi le prime risultanze dicono che il virus era già a gennaio presente a Vo', e questa è sicuramente una notizia molto importante. Sempre Crisanti, che diceva appunto questa cosa, dice che alla popolazione sono stati fatti tamponi, test serologico, esami medici e conferma che non ci sono casi nuovi positivi a Vo', e quindi sorprese interessanti sia da questo punto di vista sia sul fatto che c'è un numero importante di persone che erano negative al tampone ma che poi hanno dimostrato di avere già anticorpi, quindi vedete che cominciano a trapelare le prime risultanze di questa analisi condotta a Vo', e insomma sicuramente questo aiuterà a capire meglio l'andamento del virus ma anche in un certo senso a combatterlo e quindi a prepararci per un eventuale ritorno. Quindi Crisanti al lavoro, lui e il suo staff, insomma se ne è parlato tanto del loro lavoro in questo periodo. Dicevo dell'appuntamento con il governatore Zaia alle 12:30, facciamo un po' il riassunto invece della giornata di ieri per capire di cosa si è parlato e quali sono stati i temi trattati dal Presidente del Veneto ieri. Penso che abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per mettere nelle condizioni degli operatori di lavorare. Guardate, per me la massima soddisfazione è sentir dire degli operatori che cominciano ad avere prenotazioni. Dopodiché, se posso dirlo, magari qualcuno voleva chiederlo, c'è il tema delle frontiere. Guardate, i greci insomma pian piano li accompagniamo, sono partiti da state a casa, state un po' a casa, starete un po' a casa fino al 15 di luglio e continuando di questo passo i greci ci permetteranno di dire che anche loro si sono ravveduti. Il tema del turismo prioritario oggi tra quelli portati in conferenza stampa dal governatore. Soddisfazione per quello che è stato fatto in regione, ma urge un coordinamento più ampio, altrimenti... Quindi si creano i famosi corridoi, si creano le famose opportunità che poi sono delle vere e proprie sperequazioni a livello europeo. Poi se il turismo è libero per concezione, cioè pensare che i turisti possano solo muoversi secondo dei corridoi. Qualcuno mi dice: ma voi che sistemi utilizzate per i vostri turisti? Nessuno, noi abbiamo un sistema sanitario che funziona. Per il governatore gli assembramenti di questo fine settimana sono fisiologici, ma ammonisce sull'uso della mascherina. L'appello che faccio ai cittadini: avete visto, oggi abbiamo caricato 5 persone. È un dato onestamente, statisticamente insignificante avere 5 ricoveri in più. Però dal punto di vista umano e di prudenza che tutti noi vogliamo avere, dico che ci sono 5 persone che dopo giorni che non entravano più in ospedale sono state, oggi abbiamo il primo bilancio positivo, diciamo, post anti-lockdown. Quindi io dico, utilizzate i dispositivi. Ecco, quindi ancora il richiamo del governatore a usare i dispositivi, questo è sicuramente un invito che continuerà ancora per un po', perché insomma il virus non è certamente sparito. Adesso ci spostiamo e andiamo nel Padovano, non dico Padova perché non credo che Chiara Gaiani sia proprio a Padova. Eccola qui, buongiorno Chiara. Ci senti? Sì. Buongiorno Federico, Eccoci. Buongiorno ai telespettatori. Non sei in centro a Padova, questa è una certezza che non sei in centro a Padova, ma da qualche altra parte. Non sarai mica a Vo' per caso?
No, non sono a Vo, sono sulla via del ritorno, mi trovo esattamente tra Saccolongo e Selvazzano. Sono stata a Vo, qui piove tra l'altro in questo momento, e sono stata a Vo perché la cantina di Vo, la cantina appunto di Vo, ha consegnato 50 bottiglie di vino rosso all'Arma dei Carabinieri provinciale. Ricordiamo che domani si celebrerà in tutta Italia la festa nazionale dell'Arma dei Carabinieri ed è stato un momento molto significativo e anche toccante. C'era anche il sindaco Giuliano Martini che a nome di tutta la comunità di Vo ha ringraziato i carabinieri per la vicinanza durante il periodo del lockdown. Ricordiamo che prima che poi il lockdown fosse esteso a tutta Italia, Vo per 15 giorni è stato circondato da un cordone sanitario. Il varco numero 1 è stato presidiato per tutti e 15 giorni dai carabinieri, in modo particolare dalla stazione di Lozzo Testino, questo per aiutare, proprio per sostenere i cittadini. Ci hanno spiegato perché i carabinieri conoscono i cittadini di Vo Euganeo e sono stati loro vicini per risolvere quelli che sono stati anche i piccoli problemi quotidiani. Il sindaco non ha esitato a chiamare i carabinieri amici e ricordando che i carabinieri sono stati loro vicini in un momento in cui in tutta Italia purtroppo i cittadini di Vo venivano riconosciuti come untori. Purtroppo il 21 febbraio è morto il primo italiano di coronavirus, Armando Trevisan, che era cittadino di Vo. Il sindaco lo ha ricordato nel consegnare queste bottiglie che saranno proprio bevute domani durante la festa dei carabinieri in tutte le mense dell'Arma. Tra l'altro, se mi permetti di aggiungere solo una cosa, queste bottiglie hanno anche un altro significato, perché lo presenteranno tra una settimana, ma io un po' ve lo anticipo, verranno vendute nella grande distribuzione, ci saranno una selezione di vino rosso e poi di fior d'arancio e tutto il ricavato, parte del ricavato sarà destinato all'Università di Padova per continuare le ricerche del professor Crisanti sul coronavirus. Ecco, mi collego a questo, Chiara, perché ho appena letto ai nostri telespettatori un paio di notizie, un paio di agenzie che proprio danno un po' i primi risultati dello studio del professor Crisanti, cioè emerge che il coronavirus era a Vo già a gennaio, a metà gennaio più o meno era già presente e che è successo che alcuni residenti di Vo positivi, anzi scusa, negativi al tampone, in realtà poi facendo il test sierologico si è scoperto che avevano anche gli anticorpi nonostante fossero negativi al tampone. Quindi stanno emergendo degli aspetti davvero molto interessanti da questa ricerca fatta da Regione, Università e azienda ospedaliera che citavi poco fa. Insomma, Crisanti ha dato un po' di anticipazioni e potrebbero esserci delle sorprese, quindi sicuramente i cittadini di Vo torneranno protagonisti in positivo per questi dati che emergono. Si è parlato a Vo, avete chiacchierato immagino con residenti, sindaco e quant'altri ed è emerso questo aspetto dello studio, cioè confermano di essere felici di far parte, diciamo, di questo studio dell'università. Ecco, questo l'hanno sempre detto i cittadini di Vo, il sindaco di Vo lo ricorda ogni volta, peraltro si sentono anche questo carico, questa responsabilità sulle spalle. Vi racconto una cosa che ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri a Vo questa mattina, il colonnello Manzini, ha raccontato come in quei giorni di lockdown a girare per le strade di Vo gli ha lasciato una sensazione che gli resterà per sempre. Non c'era nessuno per strada di domenica mattina. Questo proprio per dare un segnale forte del grande senso di responsabilità con cui hanno vissuto questo periodo i cittadini di Vo. Senso di responsabilità che hanno dimostrato nelle 3 campagne di tamponi che sono state fatte a Vo. Ricordiamo che a inizio di questo, l'ultima ha anche avuto un test sierologico, 3.300 cittadini si sono sottoposti per 3 volte al tampone, all'ultima chiamata sono stati invitati anche i bambini piccolissimi, il sindaco ci ha raccontato varie volte come è stato commovente vedere anche i bambini sottoporsi a un prelievo del sangue, sottoporsi a un esame che magari può anche essere considerato invasivo come il tampone. Sì, i cittadini di Vo hanno sentito questa responsabilità e sono grati comunque anche a come è stata gestita questa partita che purtroppo ha lasciato sul campo 3 loro concittadini, ci sono state 3 vittime nel paese di Vo da coronavirus, ma che ha anche permesso, forse proprio da questo cluster,
di poter pensare ad una sconfitta della pandemia. Certo, in una battuta, Chiara, dove andrai adesso? Il resto Io sto ritornando in redazione perché sono carica di notizie da sviluppare, ci sono anche delle notizie un po' nuove che vedremo nei prossimi giorni e quindi io adesso torno verso la redazione. Bene, allora grazie di aver preso la pioggia per noi, ti sei esposta alle intemperie ma ben coperta, vedo, con quel copricapoli, eri protetta. Grazie Chiara, buon rientro. Naturalmente poi questa sera nei telegiornali gli approfondimenti che vedremo insieme. Ne abbiamo parlato anche con Chiara Gaiani, abbiamo letto poco fa, insomma arrivano queste prime indiscrezioni, ma insomma questi primi risultati della ricerca che il professor Crisanti sta facendo a Vo tra tutti i residenti su base volontaria, ma hanno aderito quasi tutti, quindi circa 3.000 persone che si sono sottoposte a queste screening, a questi esami di laboratorio, tamponi, test serologici ed esami medici. Per i tamponi, aveva detto appunto Crisanti, non ci sono nuovi positivi a Vo, ma dai test serologici si è visto come un numero importante di persone che al primo campionamento erano negative, al tampone stavano bene, hanno dimostrato invece ora di avere anticorpi, e questa insomma è certamente una notizia. Il 5% della popolazione di Vo ha anticorpi e questo ci permette di determinare la data di entrata del virus a Vo alla prima o seconda settimana di gennaio, a fronte del paziente 1 di Codogno segnalato il 21 febbraio, quindi addirittura quasi un mese prima, circa un mese prima, a Vo c'era già il coronavirus, e questa direi che è una notizia grossa, ecco, mettiamola così, una notizia importante. Andiamo adesso a dare un'occhiata, una sorta di aggiornamento della situazione, poi naturalmente torniamo e usciamo di nuovo dallo studio, ma prima voliamo in Florida perché abbiamo seguito, come sapete, per tanto tempo le vicende del piccolo Joe e vediamo che novità ci sono. Allora andiamo in Florida a sentire. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Siamo appena usciti dalla visita con il dottor Peli, l'ultima visita. Sì. E cosa ha detto il dottor Peli? Che possiamo? Andare a casa. Il 10 giugno il piccolo Joe e la sua famiglia tornano a casa, e con grande gioia che mamma Erika ci racconta i progressi fatti dal suo ragazzo. Resteranno ancora pochi giorni in Florida, dove il nostro cucciolo di guerriero è stato operato dall'equipe del professor Paley, grazie anche al contributo di tutti voi telespettatori. Tu sei contento? Sì, un po' e un po' felice. Ok. Allora il dottor Peli ha detto che possiamo andare a casa, che va tutto bene. E lui è contentissimo. Ha detto di far fare a Giovanni tutto quello che vuole, ovviamente col tutore e con la scarpa, e ci ha dato appuntamento per marzo. A marzo dunque il nuovo intervento, che costerà altri 200.000 euro, si farà l'allungamento di 5 centimetri e se il perone reggerà bene si allungherà ulteriormente. Un grandissimo traguardo per la coraggiosa Erika, che ci dà appuntamento al loro ritorno. E Giovanni vuole mandare un bacio a tutti quanti voi e dirvi che ci vediamo Tra poco. ciao ciao. Ciao ciao. Un bacione a tutti, ciao. Grazie per l'aggiornamento, il servizio di Vanessa Banzato. Buone notizie dunque da Joe, tornerà a casa. Questa è una notizia che ovviamente ci fa piacere, soprattutto perché significa che il decorso sta procedendo bene. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo in studio, ma usciamo subito. 12.05, giovedì 4 giugno, in attesa di collegarci con la sede regionale della Protezione Civile a Marghera, dove alle 12.30 inizierà la conferenza stampa, il punto stampa, l'aggiornamento, chiamatelo come volete, del governatore Luca Zaia, che come sempre noi trasmettiamo in diretta e che ci darà la possibilità di essere aggiornati su quello che sta accadendo. Dicevo poco fa, siamo stati a Vo, nella zona di Vo, con Chiara Gaiani, la nostra collega della redazione di Padova. Spostiamoci a Vicenza, ecco, pioveva a Padova, ma mi pare che il maltempo ci sia un po' in tutto il Veneto e anche nelle prossime ore. E andiamo a Vicenza, sentiamo un po' la situazione lì invece, quali sono le notizie della giornata. Chiedo a Carlo Inghilleri se ci aggiorna. Sentiamo.
Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo nel comune di Vicenza, a Palazzo Trissino, con l'assessore alla mobilità. Perché? Perché con questo collegamento vogliamo anticiparvi uno dei grandi temi della giornata a Vicenza. Guardate, hashtag Vicenza riparte, il riferimento è al post-Covid, parcheggiare in città ora è più facile. Il riferimento è a una vera e propria rivoluzione dei parcheggi, possiamo chiamarla così, assessore? Sì, assolutamente sì, non solo slogan ma anche e soprattutto concretezza. Daremo la possibilità appunto ai vicentini che vogliono venire in centro storico ma anche nei negozi delle periferie della città ed acquistare di avere uno sconto che possono utilizzare subito oppure possono utilizzare in un secondo momento, sempre parcheggiando nei parcheggi appunto della città. E questo, vedete, è un coupon come quello che troverete nei negozi non solo del centro storico ma anche della periferia, €1, un'offerta da IM Mobilità, un'offerta che appunto i commercianti potranno fare contribuendo in qualche modo alla sosta dei loro clienti. Sì, assolutamente, è un servizio, un inizio di ripartenza per la nostra città e confidiamo insomma che sia soprattutto utilizzato e che i cittadini avranno sicuramente un vantaggio da questo servizio. Assolutamente sì, non vi diciamo altro, vi abbiamo detto molto ma non tutto, perché per il resto l'appuntamento è al TG Vicenza di questa sera. Per il momento davvero è tutto, ringrazio l'assessore Matteo Celebron e restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, questa sera dunque gli aggiornamenti e gli approfondimenti nel TG Vicenza, questo ce l'ha già detto anche Carlo Inghilleri e naturalmente insomma noi aspettiamo di vedere quali sono le altre notizie legate al tema della mobilità, che è certamente un tema attuale e in grande divenire proprio in queste ore. Ci sono dei soldi da spendere, tanti, e le aziende municipalizzate venete che stanno cercando di capire come riorganizzarsi e come affrontare le nuove spese, nello stesso tempo senza togliere servizi ovviamente ai cittadini che rimangono protagonisti e che devono essere sempre al centro della nostra attenzione. Una notizia da Treviso, perché è tornato questa mattina l'allarme all'ufficio protocollo del comune di Treviso. Attorno alle 11 due dipendenti di servizio hanno notato fra i plichi una busta con un contenuto di consistenza anomala, con una scritta, una sigla già nota, perché c'era già un mitomane che l'anno scorso aveva firmato con una doppia Z incrociata e quindi insomma la busta, che non è ancora stata aperta, potrebbe avere una polvere chiara e quindi ovviamente ora si procederà ai controlli necessari, i controlli di rito per capire che cosa sia veramente la sostanza contenuta in questa busta recapitata a Treviso. Andiamo adesso a Padova, però in realtà è un tema che interessa un po' tutto il Veneto, per capire cosa succede in città, insomma quali sono un po' come si sta sviluppando la vita in città e anche la questione dei caffè. Si è parlato di possibili aumenti, sentiamo. Com'è andata? Siamo reduci dal ponte, si è mosso qualcosa? Direi, posso dire di essere moderatamente soddisfatto, perché rispetto alle 2 settimane dal 18 che abbiamo aperto, abbiamo notato un leggero incremento. Molto lentamente, si riprende, ma lentamente. Speriamo. Le spese sono troppe. Le spese sono troppe e si fa fatica ad andare avanti. Si sta muovendo un po' alla volta, prendono coraggio, però in questo periodo adesso hanno fatto il ponte, c'è stata un po' di tranquillità, ma vedo che un po' alla volta prendono coraggio, sì. La situazione è rimasta invariata come lavoro, si vede un po' di movimento ma siamo ben al di sotto del classico lavoro che facevamo sempre. Qualcuno è più ottimista, qualcuno meno. È un bilancio in chiaroscuro quello sul lungo ponte del 2 giugno, il primo della riapertura al movimento in regione per il centro di Padova, penalizzati non solo dall'assenza di turisti. Manca tutto il mondo studentesco, diciamo che i padovani comunque in genere cominciano a muoversi. Speriamo che almeno il turista italiano arrivi un po' alla volta, dopo speriamo anche lo straniero che arrivi. Noi lavoriamo principalmente con impiegati che sono a casa in smart working, studenti che non ci sono, di conseguenza non ci sono genitori, non ci sono professori, mancano i turisti. Lei capisce che è dura. Per noi anche il discorso dei ragazzi, degli studenti,
stiamo già entrando nell'ottica confermata che dovremo aspettare sicuramente settembre per vedere un movimento come prima, ecco, se riparte tutto scuola. E sul prezzo del caffè 1,10 € o 1,20 €? Io l'ho portato a 1,20 €, però il periodo adesso non sto facendo pagare il servizio al tavolo, perciò penso che, anche come dicevo, ha sempre adeguato il prezzo del giornale. Lei il caffè quanto lo fa pagare? Noi il caffè lo facciamo pagare 1,10 € al banco e 1,50 € servito al tavolo. Abbiamo tenuto il prezzo di sempre, 1,10 €. La mia paura è che aumentare il caffè, il cliente viene una volta, viene due e poi non torna più. Noi siamo ancora fermi, abbiamo lasciato le bocce ferme come prima ancora, per cui stavamo valutando questo discorso dell'aumento, ma non legato a un discorso di coronavirus, legato anche comunque al fatto che noi siamo rimasti fermi col prezzo molto tempo e i costi sono aumentati. E come avete sentito, Padova è ben lontana dal tornare a quel che era. Oggi è 3 giugno, questa è via Roma, una delle vie più popolose di Padova, e come vedete di gente in giro ce n'è veramente poca. Quindi queste polemiche sull'aumento dei prezzi, in realtà insomma, poi vi mostrerò anche un servizio da Venezia che parla di uno scontrino che ha fatto discutere molto, con prezzi alti per una spremuta e un cappuccino, poi ve lo mostro, però sempre rimanendo a Venezia, più importante o comunque insomma più attuale, ecco, quello che accadrà tra poco. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, però al momento, come sapete, c'è il dietro le quinte, c'è tutta la parte preparatoria con i microfoni che vengono allestiti, tutta la parte tecnica, eccola qui, grazie a Fabio in regia che ci mostra come insomma i nostri colleghi tecnici siano al lavoro, di tutte le televisioni del Veneto sono al lavoro per allestire, ma lì c'è già Ilaria Marchiori, la nostra collega, che seguirà la conferenza stampa di Zaia, e insomma così per fare due chiacchiere con lei anche l'occasione per capire che aria tira e quali potrebbero essere i temi con cui Zaia diciamo incontrerà la stampa. Buongiorno Ilaria, ciao. Sì, buongiorno ciao, Federico, ciao. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sei già lì da molto? Da quanto sei lì Ilaria? Sì. Ma noi siamo arrivati circa una mezz'oretta fa, perché come vi abbiamo raccontato in questi mesi dobbiamo arrivare abbastanza presto per poterci posizionare, quindi prendere insomma il nostro posto in attesa dell'inizio del punto stampa del governatore. E fondamentalmente c'è attesa per questa ordinanza che il governatore ha annunciato qualche giorno fa, un'ordinanza che dovrebbe indirizzare, dare delle linee guida per quanto riguarda la fascia 0-3 anni, una fascia che è stata un po' dimenticata dal governo perché non se ne parla e che invece la Regione non vuole lasciare indietro e sta cercando in tutti i modi, per quanto possibile, per quanto nelle sue mani, nelle sue competenze, di dare una risposta alle tante famiglie e soprattutto a chi gestisce anche i nidi privati e si deve organizzare, anzi a dire il vero si è già organizzato ed è prontissimo per partire. Allora, di che fascia, Ilaria? Parliamo della fascia 0-3 anni, giusto? È questa la fascia che è rimasta scoperta? Sì, esattamente, questa è la fascia di cui si sta parlando tantissimo, di cui le famiglie, appunto chi gestisce i nidi sta aspettando risposte e che dal governo non arrivano, e proprio per questo la Regione sta cercando di attivarsi. Anzi, l'ha già fatto, solamente che prima di esporre i contenuti di questa ordinanza inerenti a questa particolare fascia d'età sta aspettando di poterlo fare con tutte le sicurezze del caso, anche dal punto di vista proprio legale, perché naturalmente la Regione può agire, intervenire fino a un certo punto, poi si deve attenere comunque alle linee guida principali del governo. Guarda, ti leggo questa dichiarazione, Ilaria, scusami, leggo a te, anche ai telespettatori, questa dichiarazione di Graziano Del Rio, che è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, che ha detto proprio pochi minuti fa: dopo il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico all'estensione delle linee guida ai bambini da 0 a 3 anni, occorre che a questi bambini sia consentito subito di tornare a vivere gli spazi di comunità. Quindi anche da lui un appello al governo, quindi un appello incrociato, insomma, però in realtà mi
pare non è che Zaia faccia un appello al governo, lui ha già tutto pronto, sta solo aspettando il via libera per poter poi, come ci dicevi tu, comunicarle queste linee e applicarle soprattutto. Sì, anche perché Federico, lui l'appello l'ha fatto già più e più volte nelle settimane scorse ed è un appello che è rimasto inascoltato. Sembra proprio che, e non è neanche l'unico appello che è stato rivolto al governo per cercare di avere una risposta su questa fascia, una fascia, lo sappiamo, d'età molto delicata, ma non si può nemmeno pensare di lasciare le famiglie e a questo punto questi bambini che rientrano in questa fascia d'età abbandonati in qualche modo, non dico a loro stessi, però in balia di un qualcosa che ancora non si sa, che ancora non è chiaro. Sono arrivate risposte per tutti, per le tante categorie, ma questa fascia proprio non ha ancora una risposta e visto che è ripartito praticamente tutto, sarebbe anche il momento di averla, anche per poter capire come fare, come comportarsi e in come tal organizzarsi, senso, ecco. Anche per organizzarsi, per le famiglie, insomma è importante sapersi e potersi organizzare un po' in anticipo. Beh, allora insomma può darsi che alle 12:30, ecco, questo sia uno dei temi, anzi probabilmente uno dei temi che verrà affrontato. Qualche altro tema, Ilaria, di cosa si potrebbe parlare oggi secondo te? No, volevo solamente dirti una cosa, a prescindere di quello di cui si potrebbe parlare adesso in conferenza, perché poi il governatore spesso riserva sempre delle sorprese, quindi magari noi stiamo parlando di questa ordinanza che potrebbe arrivare e poi lui arriva con qualche altro annuncio, perché spesso lo fa. Invece volevo dirti, siccome ho sentito che più tardi farei vedere questo servizio che arriva proprio da Venezia. Certo, dalla vostra redazione, sì. Sì, esatto, volevo dirti che questa ripartenza sta scatenando di nuovo quelle che sono un po' le polemiche comuni a Venezia, ovvero ci sono anche già stati i primi turisti cafoni. E si tratta di 2 turisti tedeschi che si sono fatti immortalare proprio mentre passavano a nuoto sotto il ponte di Rialto, proprio con tanto di schiena arrossata, probabilmente dalla giornata di sole, scena che però non è passata inosservata a 2 giovani in barchino che quindi li hanno inseriti nella classifica dei premi poco edificanti attribuiti a chi si rende protagonista di episodi contro il decoro della città, e dopodiché sono stati fermati dalle forze dell'ordine, multati con 450 euro di multa a testa, e ovviamente ha scattato anche il DASPO. Questo tanto per far capire come siamo ripartiti da pochissimo e già subito si ricomincia con le solite polemiche, ecco, per cui anche questo è un aspetto da sottolineare, a mio avviso. Una polemica, ma in realtà è anche proprio un comportamento incivile, per cui credo che facciamo bene noi a sottolinearlo, cioè il nostro compito è quello di far sapere cosa è successo, certo non nascondere questo che è accaduto, proprio perché insomma si rifletta, porte aperte ai turisti, erano mesi che Venezia aspettava di rivederli, ma non questi, cioè non turisti che si comportano in questo modo, insomma credo che vada stigmatizzato questo comportamento, hai fatto bene a ricordarcelo. Bene. Ecco, sì, dunque queste insomma diciamo le notizie principali di questa mattinata qui veneziana, e ovviamente dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Molto bene, grazie Ilaria, vedo nel monitor ancora insomma i preparativi in corso, tu sei già nella sala e quindi fra poco ci collegheremo con voi. Grazie Ilaria, buon lavoro, a dopo. Grazie a voi. Grazie a te. Alle 12:30, insomma, sempre puntuale il Presidente Luca Zaia, quindi sicuramente a quell'ora arriverà per far partire il suo incontro con la stampa. Appunto abbiamo accennato a quest'altro episodio, oltre a quello che ci ha raccontato Ilaria dei turisti a nuoto sotto il ponte di Rialto, anche in questi giorni si è parlato di uno scontrino di 21 euro per una spremuta e un cappuccino pagati vicino a San Marco, tra l'altro da un veneziano e non da un turista, e altra polemica che ripercorriamo in questo servizio. Torna la normalità e così le polemiche sugli scontrini maxi. 21 euro per una spremuta e un cappuccino al bar Illy dei Giardini Reali a San Marco. Ma, hanno subito precisato i titolari, le cifre sono riportate correttamente nei listini presenti ad ogni tavolo, dove i clienti possono liberamente decidere se fermarsi o meno. Nello specifico, lo scontrino riporta il prezzo di 12 euro per la spremuta e di 9 per il cappuccino. Il rammarico dei titolari è per le modalità con cui è stata divulgata la notizia.
I prezzi li decide l'azienda, ha detto la responsabile, ma sono esposti in maniera chiara con la possibilità di decidere. Quando qualcuno si siede spieghiamo tutto, continua. Mi spiace molto si sia verificato questo perché una persona prima di lanciare uno scontrino online avrebbe anche potuto chiederci informazioni. Questi prezzi però non sono certo una novità a Venezia, soprattutto nella zona di San Marco, nemmeno se il prodotto lo si consuma al banco, perché se un caffè costa 1,50 €, 6 seduti al tavolo, un cappuccino ha un prezzo di 3 €, 9 al tavolo, mentre la spremuta di 5 contro i 12 seduti al tavolo. Ilaria ha fatto un po' di chiarezza su quello che è accaduto, listini e scontrini che preoccupano già questa riapertura, insomma, scandita da qualche polemica. Ci fermiamo per un attimo, intanto si avvicina il momento del collegamento con Marghera. e 28, giovedì 4 giugno, in attesa di collegarci con Marghera, con la sede della Protezione Civile regionale. Eccola, la vedete, e vedete anche la postazione che verrà occupata tra poco da Luca Zaia. Per Treviso il CNA, quindi gli artigiani, dicono che il calo dei ricavi previsto per le imprese del turismo che operano in provincia di Treviso per il 2020 è pari al 71%, pensate, rispetto allo scorso anno. Questa è la previsione. La previsione è un calo incredibile, 70%, 71%, è davvero tanto. E adesso servono aiuti, insomma, questo ovviamente è il grido d'allarme. Altra notizia, tornando ai tamponi, che arriva da Roma, quindi una notizia nazionale, dice che da inizio crisi sono stati somministrati in media quasi 40.000 tamponi al giorno in Italia. A maggio 61.000 al giorno. L'obiettivo è far crescere questo numero fino ad arrivare a 84.000 al giorno, arrivare a poterne fare 89.000. Questo sarebbe, insomma, l'obiettivo del governo, l'ha detto il commissario Arcuri. E infatti al 31 dicembre, quindi a fine anno, si pensa che il 28% degli italiani sarà stato sottoposto a tampone ove necessario, quindi quasi un italiano su 3, anche se alcuni lo ripetono, quindi non so se venga compreso nei calcoli anche il fatto che alcuni ripeteranno o avranno ripetuto il tampone più volte. Comunque è una cifra veramente impressionante che continua a crescere per fortuna, e questo, il fatto che venga continuamente aumentato il numero di tamponi eseguiti, è certamente una cosa positiva e ci mancherebbe altro. E continuano gli studi in tutto il mondo, perché ci sono studi che arrivano dagli Stati Uniti come dall'Italia sul Covid. Adesso l'ultimo studio sta valutando la resistenza del Sud Italia al Covid-19, quindi un articolo che è stato pubblicato a Filadelfia su una rivista scientifica, medica, e l'articolo punta l'indice sul gruppo di geni che ha un ruolo chiave nel modellare, o meglio, insomma, nel creare la risposta degli anticorpi. Quindi ricerche che continuano veramente a sprombattuto. Probabilmente tra poco avremo anche dei risultati importanti, ci mancherebbe, cioè sicuramente si faranno passi da gigante nei prossimi mesi, ce lo auguriamo tutti, per quanto riguarda la lotta al Covid. Non dico vaccino, perché si parla di vaccino, ma si parla anche di farmaci preventivi, quindi farmaci che possano aiutare a prevenire. Proprio notizia delle ultime ore di un farmaco che in America ora sta per essere testato anche sull'uomo, che in pratica impedisce al coronavirus di entrare nel corpo umano. L'ho detto in maniera, un linguaggio ovviamente poco tecnico e molto terra-terra, ma che insomma credo possa rendere l'idea. In tutto questo tema, diciamo, del coronavirus si inserisce Legambiente, che parla di inquinamento. E dice che il 60% delle acque di fiumi e laghi in Italia non è in buono stato, e quindi anche perché non vengono protetti adeguatamente i corsi d'acqua. Non so se ci sia un legame diretto con il Covid in questo momento, non credo, penso sia proprio un grido d'allarme che Legambiente lancia per quanto riguarda i laghi e i fiumi italiani, e che devono essere protetti di più, quindi servono dei soldi per gli impianti di depurazione, per la rete fognaria, gli acquedotti, insomma ridurre il rischio idrogeologico. Tutto questo potrebbe aiutare a ridurre anche l'inquinamento. Il 60% delle acque di fiumi e laghi non è in buono stato, e molti che lo sono, quindi molti
laghi e fiumi che sono in buono stato, quindi sarebbero sani, non vengono purtroppo protetti adeguatamente. Questo ci dice Legambiente, che lancia questo allarme. E, insomma, la chimica sicuramente anche sul banco degli imputati, secondo Legambiente, gli impianti, insomma, che devono essere protetti di più, ma che devono anche avere, diciamo, un adeguato investimento per essere in grado di proteggere di più i nostri corsi d'acqua, quindi fiumi, ma direi anche ovviamente laghi, perché anche a questo si riferisce. Ancora una notizia che viene da Verona riguardo all'aeroporto, perché secondo l'aeroporto di Verona c'è una dimenticanza, insomma c'è comunque un problema nel decreto del Ministero che non parla di Verona, quindi non aiuta, diciamo, Verona a ripartire, a quanto pare. Lo stesso socio che gestisce anche Venezia annuncia l'avvio da Verona di nuovi voli, però in realtà, insomma, fa la differenza, cioè dice mentre a Venezia ripartono i voli, Verona è ancora trascurata, è ancora dimenticata. Il blocco a oltranza del Catullo sta causando gravi disservizi anche per i cittadini, perdite economiche e potenziale fuga di investitori, ma anche di compagnie aeree che magari scelgono altri scali per il loro lavoro piuttosto che Verona, proprio perché a quanto pare non è adeguatamente protetto lo scalo veronese. E tante altre notizie che vengono dalla scienza, e questo è interessante, adesso non ve li leggo, ma ci sono davvero dalla stampa internazionale centinaia di articoli che aiutano a capire che cosa succederà nella lotta al Covid, quali potrebbero essere gli sviluppi, quali potrebbero essere proprio le risorse messe a disposizione, ma anche i risultati ottenuti, che quella sarebbe in realtà, possiamo dire, anche la cosa più importante, tutto sommato. Vi ricordo, ci saremo ovviamente anche noi, che il 13 giugno, che è il giorno di Sant'Antonio, ma si è detto, ma per chi non lo sapesse o non l'avesse sentito glielo ricordo, la processione non ci sarà, ma ci sarà un elicottero che con le reliquie del santo sorvolerà anche l'ospedale di Schiavonia. Il governatore si sta scusando del ritardo, sono le 12:34. Allora grazie e buongiorno a tutti. E darei subito inizio, anche per recuperare i 3 minuti di ritardo, alla lettura del bollettino. Sono 707.434 tamponi, che sono esattamente 12.381 più di ieri. Il numero dei positivi è 19.168, più 4. Le persone in isolamento 1.225. Abbiamo avuto una riduzione di 42 rispetto a ieri. Per quanto riguarda, scusate perché ho mescolato prima le tabelle perché dovevo fare un lavoro, i ricoverati sono 365, dei quali solo 97 sono Covid, quindi sostanzialmente noi abbiamo 97 persone coronavirus in ospedale. Per quanto riguarda la terapia intensiva, 21 persone, siamo a meno 3, 2 solo coronavirus. Sotto i 100. Prego? Sotto i 100, 97 più 2, 99 in totale. Sì. Sotto i 100 per la prima volta. 2 in terapia intensiva, 97. Sì. E sì, diceva giustamente l'assessore Bottacin, 97 positivi tra i ricoverati, più 2 positivi in terapia intensiva, sono meno di 100 pazienti oggi in ospedale che sono coronavirus. Fra l'altro pazienti storici, nel senso che non di nuove prese in carico. Morti, scusate, i dimessi sono 3.403 più 16. Totale morti 1.934 più 13. Morti in ospedale 1.385. I nati sono 97. Allora, detto questo rispetto al bollettino,
Vi vorrei dire un paio di cose, nel senso che stiamo seguendo con attenzione ovviamente l'evolversi della partita, vedete che è oggetto anche di discussione nazionale e di dibattito anche tra gli uomini di scienza, nel senso che oggi oggettivamente la potenza del contagio non è più quella di qualche settimana fa, o meglio di un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Vedete che se voi fate il raffronto anche oggi, 4 contagiati in più, lo rapportate semplicemente 12.000 tamponi, ne viene fuori che siamo sotto lo 0,3 per 1000, quanto sarà? 0,2, quasi 0,2 per 1000, 0,3 per 1000, cioè siamo a valori infinitesimali. Vuol dire che se avessimo idealmente una piazza di 3.000 persone, la statistica ci dice che potremmo avere un contagiato in mezzo a 3.000 persone. Questo dice cosa? Che bisogna portare la mascherina quando ci sono gli assembramenti, perché se tu ti ritrovi a fianco quel contagiato rischia di contagiarti e rischia di far partire questo nuovo domino che si chiama focolaio. E ovviamente stiamo guardando con attenzione tutti i processi, i ragionamenti e che ci arrivano dalla sanità sono oggi, diciamo, bollettini sicuramente più sereni rispetto a qualche settimana fa. Siamo tornati a regime praticamente con quasi tutti gli ospedali, insomma abbiamo riaperto. Oggi, anche nella videoconferenza di oggi con i direttori generali, abbiamo parlato di quante prestazioni che se erano state bloccate abbiamo recuperato, e quindi stiamo facendo il piano di recupero di tutto quello che non è stato fatto nei mesi di blocco delle attività. E abbiamo i pronto soccorso che sono tornati a regime e lavorano. Ricordo che gli ospedali sono sempre comunque dei luoghi delicatissimi e sensibilissimi al tema coronavirus, al tema contagio, per cui si raccomanda ancora di rispettare le regole per l'accesso. Vi ricordo che ci sono sempre i varchi d'accesso e prova ne sia per tutto questo. Vengo subito, prima di passare la parola alle domande, a annunciarvi l'ordinanza che vi daremo nel giro di un paio d'ore, ma è già scritta, che ho firmato stamattina. Vi evito tutte le premesse che poi ve le leggete quando avrete il testo. Allora, l'ordinanza prevede questo. Voi sapete della partita, anzi vi leggo il dispositivo e poi vi dico. Servizi per l'infanzia 0-3 anni. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi. Siri che mi ha sentito. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 3 anni, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza 55 del 29 maggio 2020, cioè dell'ordinanza che abbiamo fatto il 29 maggio. Perché vi dico questo? Perché voi sapete che noi abbiamo approvato le linee guida, sapete che su volontà e su richiesta nostra la conferenza dei presidenti di regione le ha adottate per tutte le regioni, e sapete anche che la conferenza ha scritto al governo dicendo cercate di validare queste linee guida. Allora, a tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre, sono ormai 10 giorni da quell'invio delle linee guida. Chiedevamo da un lato il recepimento in un DPCM, dall'altro quantomeno che ci fosse un passaggio da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Le linee guida sono state viste, validate, scritte dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle regioni, per cui abbiamo ragionevoli rassicurazioni e tranquillità di applicare le linee guida e quindi di dire che il servizio 03, che è un servizio che le famiglie stanno attendendo con ansia, possa iniziare direttamente da lunedì. Poi abbiamo altri punti. Informatori scientifici sono coloro che vanno a portare le ultime novità rispetto a farmaci innovativi, a esiti di ricerche scientifiche agli ospedalieri, quindi ai nostri primari, ai nostri medici ospedalieri. Voi sapete che fino ad oggi, a questo momento, alla firma dell'ordinanza, non possono entrare negli ospedali. Allora, agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale
e negli orari d'ufficio l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento. Sostanzialmente consideriamo che questa attività sia un'attività sicuramente di natura promozionale, no? Uno va a promuovere nuove produzioni, però è pur vero che ha anche un valore altamente informativo ed è giusto che i nostri medici possano continuare ad avere relazioni con coloro che portano appunto queste notizie. Sale giochi per bambini e adolescenti. Punto 3. È consentita l'attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenute. Anche qui abbiamo rilegittimato l'apertura delle sale di gioco per i bambini. Piscine condominiali, altro tema che ci è stato posto. L'utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, ed era questo il grosso problema, anche non interessate da locazioni turistiche di breve private o altre strutture turistiche o alberghiere o extraalberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda dell'allegato 1, ordinanza sempre del 29 maggio. Sostanzialmente c'è stato un problema che abbiamo di natura privata ma anche turistica in generale, ovvero molte realtà di residence, condomini, che magari hanno anche locatari che sono turisti, pensate all'alloggio turistico affittato a turisti, che non hanno ancora le piscine aperte, semplicemente per un motivo, perché l'amministratore di condominio non trovava i presupposti dalle ordinanze per affrontare l'apertura, quindi questo dà lo sblocco anche alle tante piscine condominiali ancora chiuse. L'efficacia temporale, poi evito di leggervi tutta la serie di riferimenti, l'efficacia temporale è fino al 27 di giugno, 27 giugno che sarebbe domenica 27 giugno. Domande? Allora, facciamo il giro, Agi. Bastianello, perdona. Niente, figurati. Buongiorno Ciao. Presidente. Due cose. Poco fa c'è stato a Palazzo di Giustizia a Venezia una conferenza stampa su 26 arresti di 'ndranghettisti a Verona, quindi insomma era riprova che questo fenomeno esiste anche in Veneto, dove per molti anni si è pensato non esistesse. Quindi volevo chiedere un commento su questo e se anche lei ritiene che la recessione che molto probabilmente ci colpirà post-Covid rischi di aprire le porte a nuove infiltrazioni di questo tipo. E poi un'altra cosa, la partita coronavirus ha dimostrato a livello nazionale l'importanza delle regioni dal punto di vista normativo, organizzativo, sanitario. E come pensa, che aspettative ha sulla ripresa post-emergenza del dibattito sull'autonomia del Veneto? Guardi, intanto mi permette di dire che le azioni della nostra magistratura sono sempre ben accette e penso che nel rispetto del fatto che il Tribunale poi emette le sentenze e non spetta a noi fare considerazioni, ma guardando da fuori dico anche che questa non è una novità, perché ricordo altre azioni, grosse attività della Procura di Venezia proprio in questo senso, nel senso che proprio in queste ore noi ci siamo costituiti come parte civile nei processi che riguardavano i fatti di Eraclea, e vi ricordo, è bene ricordarlo ai cittadini, che non abbiamo neanche scelte discrezionali, è previsto per legge, c'è una legge regionale che quando ci sono fatti di mafia, camorra, 'ndrangheta, insomma malavitosi a questi livelli, passatemi la superficialità nella descrizione, ci sia l'obbligo dell'azione d'ufficio. Quindi peraltro il nostro avvocato, l'avvocato Pinelli, questa mattina era proprio in quel di Vicenza proprio per il processo riferito all'altra operazione della Procura di Venezia. Per quanto riguarda l'azione di oggi, non la conosco, ho letto un titolo velocemente di agenzia, poi staremo a vedere quali saranno i presupposti. Ovvio è che è inutile nascondersi dietro al dito, abbiamo già un processo nel quale siamo addirittura costituiti, come ripeto, in virtù di una legge regionale,
che tratta sempre questi fatti. C'è altra notizia oggi, penso che il substrato ci sia. Il substrato è dato anche dalle crisi economiche, dalle difficoltà delle imprese e anche dalla ricchezza magari dei territori, quindi territori che rischiano di essere quasi per contrappasso fertili, no? Per alcune attività. Non lo sono magari in un periodo economico poco favorevole, ma lo sono per attività poco lecite. E penso che questo ci permetta di dire che non dobbiamo abbassare la guardia, Per quanto riguarda la crisi del coronavirus è evidente, abbiamo perso, secondo dati ufficiali, almeno 65.000 posti di lavoro e sono 65.000 persone in difficoltà, dei quali almeno 35.000 nel turismo. Ve lo sottolineo perché oltre ad essere la più grande industria in Veneto, 18 miliardi di fatturato, ed essere il Veneto la prima realtà italiana, ve lo sottolineo perché la preoccupazione anche nel comparto turistico è una preoccupazione oggettiva, perché è un buon comparto da investimento, lo è sia nelle azioni lecite ma anche nelle azioni illecite, per cui è ovvio che il monitoraggio è fondamentale. Federica. Buongiorno Presidente. Ciao. Tornando all'ordinanza, allora l'avvertimento delle regioni al governo c'era stato, prendiamo atto che non è arrivata risposta, c'è stato comunque in queste ultime ore, prima della firma del testo, un confronto politico con il Ministro Boccia, giusto per evitare il rischio di impugnative davanti al TAR? Prima domanda. E la seconda, se in questo senso si stanno muovendo anche altre regioni, penso ad esempio al Friuli Venezia Giulia con cui spesso agite in tandem. Guardate, io penso che ormai le regioni si muovono pressoché quasi tutte, nel senso che poi noi siamo quelli che sono partiti per primi anche con i 3-17, quindi con i centri estivi, e questo aspetto lo abbiamo affrontato oggi nell'ordinanza di oggi. Angela, per un altro motivo, perché comunque se si vuole aprire lunedì bisogna lasciare almeno 2 o 3 giorni di spazio a chi si deve organizzare. Dall'altro non penso ci siano motivi di impugnativa, non è una prova muscolare, devo però prendere atto con mio rammarico che a Roma ha avuto 10 giorni di tempo per risponderci, per cui se qualcuno mi viene a dire che facciamo le prove muscolari direi proprio di no, ci abbiamo atteso fino all'ultimo. Io l'ho sempre detto in questi giorni anche ai tuoi colleghi qui in conferenza stampa, guardate, noi attendiamo quante volte l'ho detto, però adesso dobbiamo aprire, cioè non ha più senso aprire fra una settimana, fra 10 giorni o quello che sarà. Spero però che da Roma arrivi quantomeno una validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, questo aiuterebbe anche a tranquillizzare di più il sottoscritto e i colleghi che stanno affrontando questo tipo di ordinanze. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia immagino la farà, adesso ci siamo confrontati, ci sentiamo, l'ho sentito anche ieri, insomma penso che sia questione di ore anche per loro. Zambo. Sì, sempre a proposito, buongiorno, di fronte comune delle regioni, questo è l'ennesimo, avete convocato la conferenza delle regioni per il tema del trasporto pubblico locale che pare essere ancora no. Sempre più... Ancora no, però la Commissione ha già la mia richiesta, perché le regioni hanno delle commissioni tematiche e il Presidente Bonaccini ha già trasferito la mia richiesta, penso che sia questione insomma di qualche giornata per cominciare a presentare anche un'istanza comune, anzi per presentare l'istanza comune al governo. Guardate, se non si risolve il problema del trasporto pubblico locale, tornando alla capienza da omologazione e all'obbligo, giustamente come accade, dell'uso della mascherina e dell'igienizzazione, noi il problema del trasporto pubblico ce l'avremo che lieviterà giorno dopo giorno e sarà un problema che diventerà insormontabile. Volevo chiedere, dal punto di vista generale, c'è stato l'intervento di D'Incà a proposito di un altro fronte comune trasversale che era quello della promozione turistica sulle coste dell'Alto Adriatico. L'appello del Ministro era nessun individualismo, dobbiamo lavorare tutti insieme, però di una campagna di rilancio sul turismo nazionale ancora non si sente parlare. Non ho visto le dichiarazioni del Ministro. Ha detto nessun individualismo, come a bacchettare le regioni che tentano di sfondare. Allora, non ricevete risposta sulle linee guida 03, il turismo bisognerebbe farlo tutti insieme, per cui non va bene le iniziative private. C'è un momento di stanca nel dialogo fra regioni e governo? Il Ministro può andare a Jesolo, a Bibione, incontra gli operatori e dice state fermi, aspettiamo che arrivino quelle di Roma. E Ivana Doni, poi Emiliano. Oggi
tema dell'autonomia, proprio in merito al Covid, pre-Covid, post-Covid, ci dice qualcosa? Beh, guardate, l'autonomia non è andata nel dimenticatoio. Io ho sempre detto che la partita del Covid e dell'emergenza coronavirus imponeva a tutti noi l'obbligo della leale collaborazione tra le istituzioni, e penso che l'abbiamo dimostrata fino in fondo. Abbiamo votato tutti i provvedimenti del governo, questo sia chiaro. Poi vedo esponenti del governo che fanno polemiche contro di noi che abbiamo votato tutto, di solito accadeva il contrario. Dall'altro però voglio dire che l'autonomia è la madre di tutte le battaglie per noi, pacifica, gandhiana, rispettosa della legge, non esiste che qualcuno la interpreta in altre maniere, però l'autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il coronavirus, ce la meritiamo ancora di più. È una squadra veneta che dimostra che davanti il problema lo affronta. Sapete qual è il problema? Che a Roma la parola autonomia la percepiscono come una sottrazione di potere. In Veneto invece la percepiamo come un'assunzione di responsabilità. Dovremmo trovare un punto di incontro tra chi pensa di perdere potere e tra chi pensa di volere più responsabilità. Penso che sia fondamentale. Questo Paese esce dal Medioevo solo se sceglie una nuova logistica istituzionale, ossatura istituzionale, e quindi inizia un nuovo rinascimento, se no siamo finiti. Emiliano, poi mi pare a Saldaggio che avevano dimenticato una seconda risposta, l'ha fatta lei. A posto, allora Emiliano e Emilino, grazie. Ah no, va bene, ma noi andiamo avanti con l'autonomia. Guardate, intanto ecco, vi do un aggiornamento, il comitato tecnico, anzi il comitato scientifico e la commissione, diciamo, la delegazione trattante, come l'ho chiamata io, ha sempre lavorato. Quindi ringrazio il capo delegazione, professor Bertolissi, e tutti i prof che ci hanno lavorato, Mazzarolli, Giovannardi, Stevanato, insomma adesso ne dimentico sempre qualcuno, poi ci incavolano. Insomma, tutti quelli che hanno lavorato, l'avvocato Caramel, il coordinatore nostro, il dottor Gasparini, tutti. Per cui noi abbiamo approfittato di questi mesi per elaborare ancora materiale per portare avanti questa partita. Adesso è inevitabile che il governo, chiusa la partita dell'emergenza coronavirus, si ritroverà il dossier che è lì bello caldo, pronto per essere affrontato. Cioè è fondamentale che si dia risposta agli oltre 2 milioni di veneti che sono andati a votare per il sì, e soprattutto ad un paese che fondamentalmente ormai, soprattutto dopo queste partite, si merita l'autonomia da nord a sud. Presidente, buongiorno. Due domande. Mi sfugge adesso nella ripartenza della fascia 0-3 anni, insomma, dei servizi all'infanzia, il dettaglio su i pasti di questi bambini, perché si ricorda erano venute comunque le signore della categoria in forte crisi, quindi anche in questi giorni sentivo parlare... Tornano in campo, quindi tornano operativi, si riapre la ristorazione. Sì, 0-3 non è che possono andare col panino. Esatto, cioè. Avevo questo forte timore, grazie per aver chiarito. Assolutamente no, io ho parlato del panino perché i centri estivi a 15 anni, 14 anni magari ti fa un panino, una merendina, una mela, quello che è, però 0-3 no. Ma anche quelle fasce lì comunque si appoggiavano su catering, in centri estivi per esperienza, quindi anche loro hanno naturalmente la difficoltà e devono ripartire. Certo. Senta, io adesso tocco un tema delicato. Sembra che ci sia un problema di ripartenza in ambito incontri protretti tra insomma, minori nelle case famiglia o nelle famiglie insomma, affidatarie. Sembra che a causa di mancanza insomma, di linee guida o di timore insomma, per vari contagi, questo ambiente così delicato e questo problema veramente particolare non abbia soluzione e i genitori, insomma, le famiglie non riescano a incontrarsi e vedersi. Ti diamo un merito. Dopo 104 giorni, insomma, hai fatto domande un po' di tutto. È una settimana e non mi chiedi più della danza classica. Che sono sempre in crisi comunque. Non che avevo dubbi. Non è che sia cambiato nulla. Però facciamo così, siccome l'assessore stamattina li ha incontrati e diamo un merito, come si può dire, all'informazione, cioè al mondo della comunicazione che è anche servizio, la inseriscono nell'ordinanza di oggi. Grazie, così l'abbiamo risolta subito. Grazie. E spero di non essere ricordato solo per la danza. Cioè, la domanda 10 volte della danza. Ma sempre rimasta lì. Ma sì, ma perché comunque è un'attività sportiva che prevede il contatto, no? Certo. E questo è il problema. L'altro giorno parlavo con un rugbyista e mi ha detto ci hanno proposto di fare rugby senza la mischia. E ho detto che rugby è? Cioè è impossibile.
e la danza prevede giustamente il contatto fisico, no? Però la inseriamo in ordinanza, quindi io non ve l'ho letta, ma la troverete in ordinanza. Salmaso. Prego. Presidente, un passo indietro all'inchiesta sull''ndrangheta. C'è un nome eccellente che... Non so niente. No, appunto, io mi permetto di informarlo. Prego. Che, stando alle notizie del GR Veneto, io non ho letto gli atti, c'è anche l'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, che risulta tra gli indagati. È un indagato, quindi la presunzione di innocenza per lui vale fino a sentenza definitiva in Cassazione, può essere che venga prosciolto nella fase istruttoria iniziale. Ecco, però Verona era già stata al centro di un'inchiesta molto importante con l'assessore all'urbanistica, qui il tema è appunto quello dei legami tra la criminalità organizzata e la politica. Poi le faccio delle domande legate ai temi del Guarda Albino, tu sai che io dico sempre quello che penso e non mi sottraggo, però non avendo letto nulla evito, anche perché oggettivamente, cioè fare dei commenti su nomi o quant'altro, cioè decisamente no. Io in generale vi ho detto che comunque non bisogna abbassare la guardia, che questo è un ulteriore segnale, questo ve lo confermo, sto parlando di questa nuova inchiesta, che va a confermare, come si può dire, che comunque il tema c'è, il problema c'è, adesso cercheremo di capire che evoluzione avrà anche questa storia. Bene, poi la cosa che volevo chiedere, il Presidente della Repubblica Mattarella ha appunto ieri assegnato 57 onorificenze per appunto dare il giusto premio a tutto quel mondo che si è impegnato durante l'emergenza Covid. Lei si aspettava qualcosa in più per il Veneto? Ritiene che ci possa essere una fase successiva? No. Oppure è molto contento delle scelte che sono state fatte? Ma guarda, allora, in assoluta autonomia da capo dello Stato. Premesso che queste sono scelte in autonomia e non so neanche quali fossero le sue fonti di informazione, faccio le congratulazioni a tutti i nuovi cavalieri. Grazie. Inviterei il Presidente adesso a pensare, magari se valuta ancora altre onorificenze, sicuramente magari ad personam ci sono degli eroi che magari in questa tornata non ci sono, e poi ci sono anche, come si può dire, le categorie, no? Cioè, forse ci sarebbero anche dei riconoscimenti da dare a delle categorie, pensate che so, i rianimatori, le malattie infettive, gli infermieri, gli host delle case di riposo in particolar modo. Adesso sicuramente qualcuno si sente citato di Zaia, mi ha dimenticato, tutti, non è che diventa un cavalierato a tutti, però forse ricordarsi di... E poi c'è sempre Vo, ma ne ho parlato col Presidente, penso che per Vo stia pensando a qualcosa di particolare. Quindi lei è convinto che poi Vo possa essere recuperato come... Ma Vo, per il sacrificio che hanno fatto questi cittadini e per quello che è accaduto, non so se è già imminente qualcosa, però so che il Presidente, io ne ho parlato assieme e sono sicuro che qualche considerazione la farà. Bene, da voi io mi sposterei a Padova, perché oggi lei appunto in un'intervista già ricordata dai colleghi dice che in Veneto c'è l'abitudine di cagliare in tempi molto rapidi dal latte, ecco. Non so se si possa cagliare all'ospedale di Padova con la stessa velocità con cui si passa insomma alla produzione casearia, però ci faccia capire bene che idea lei ha in proposito, perché qui il rapporto tra governo e regioni è estremamente importante in questa fase. Ma te lo dico subito, Albino, approfitto di questa domanda per dire anche un pensiero un po' più compiuto, no? Noi adesso abbiamo un intervento per circa 100 milioni di euro di edilizia ospedaliera e adeguamenti, diciamo, da fare per il Covid, pronto soccorso, reparti, eccetera, e questo lo mettiamo in piedi. Abbiamo poi edilizia ospedaliera importante, e prima tra tutte c'è l'ospedale di Padova, il Policlinico di Padova, che dopo l'emergenza Covid ci fa capire che è un riferimento, può diventare un grande riferimento. Voglio ricordare che nonostante magari ci sia sempre qualche brontolio di pancia, io in questi anni ho sempre fatto investire su Padova, nel senso che Padova non può dire di essere stata dimenticata, perché è un ospedale sul quale abbiamo sempre investito, fatto. Vorrei anche ricordare che se oggi esiste un progetto di edilizia del nuovo Policlinico, perché lo abbiamo letteralmente resuscitato, perché quando sono arrivato c'era uno scatolone di rassegna stampa e niente di più, cioè, questo è bene ricordarlo. Nel 2010 cosa ho trovato, poi c'è stato il valzer delle aree, tutte le storie che sapete, ma alla fine insomma ne siamo venuti fuori. Vorrei approfittare
anche di ringraziare una figura della quale non si parla mai, perché io rappresento sempre quelli dei quali si parla mai, l'avvocato Caramel. L'avvocato Caramel è stato regista giuridico di tutta questa operazione. Come si può dire? Ha il difetto di non amare i riflettori, per cui tutti diranno: ma chi è l'avvocato Caramel? È il segretario di giunta, ma è colui che ci dà assolutamente non solo la legalità, ma mette in piedi anche le operazioni dal punto di vista giuridico perché stiano in piedi. Vi ricordo che l'ospedale di Padova non è stato di facile gestione dal punto di vista giuridico, vi ricordo questo, andate a vedervi le carte. Detto questo, l'appello che faccio io al governo, e vengo al mio pensiero: il modello Morandi ha funzionato ed è la certificazione che l'ufficio complicazioni e affari semplici si può eliminare. Ci vuole da nostra parte la legge e l'opinione pubblica, perché se l'opinione pubblica pensa che dietro ad ogni appalto ci sia un ladro, non ne veniamo mai fuori, e quindi si continuerà a legiferare sempre di più, perché è come quando ti fai l'antifurto in casa, no? La prima volta ti dici vabbè, ma suoneranno il campanello, poi ti fanno il primo furto e ci metti il primo giro di sensore, alla fine ti fai tenere il drone sempre armato sopra casa per controllare, cioè crei sempre più difese, no? Ed è quello, non dobbiamo fare così. Il modello Morandi funziona, si mettano gli elementi di controllo estremi, c'è l'autorità nazionale anticorruzione, si faccia un gruppo di controllo indipendente per ogni appalto, ma si vada con la velocità del sistema Morandi, se no non ne veniamo più fuori. C'è l'ospedale di Padova, io vedevo un cronoprogramma che avevo fatto fare al dottor Flor. L'ospedale di Padova col modello Morandi ci permette di mettere il cantiere, di iniziare a consegnare il cantiere entro il 2020 e in 4 anni finiamo l'opera. Questi sono i dati, applicando quelle leggi. Se applichiamo le nostre, 8 anni, sperando che non succeda niente nel frattempo. Quindi capite che è fondamentale per sbloccare l'ospedale di Padova e molte opere, perché guardate, io penso che a questo punto non sia neanche più una questione di risorse, ma il vero piano Marshall è quello della sburocratizzazione, della semplificazione. Ovviamente mi pare una questione che deve essere affrontata con il Premier Conte e con il Ministro della Sanità, questa, cioè come pensa di poterla risolvere? Ma guardate, ieri il Premier Conte ha parlato appunto di tutta una serie di idee che ha. Secondo me l'idea principale deve essere quella di calare e spalmare questo modello di Genova dappertutto, e se così non si può fare, allora vuol dire che a Genova non è stato fatto qualcosa che non si poteva fare. Ma siccome si poteva fare, diciamolo fino in fondo, lo si faccia. Ma voi immaginate se noi avessimo dovuto gestire il coronavirus con le regole, le farraginosità dell'ordinaria amministrazione, staremmo ancora qui a pensare di comprare i respiratori. Guarda, è una tragedia. Allora, o siamo in emergenza o non lo siamo. C'è un'emergenza che è quella economica, strutturale in questo Paese, e va risolta così. Bene, no, avrei altre domande, ma lascio la parola ai colleghi. Ciao. Una questione che riguarda le case di riposo, perché nella precedente ordinanza era stato dato il via libera alla presa in carico di nuovi ospiti anche poi per i visitatori, salvo insomma poi la decisione finale spettava a chi gestisce la casa di riposo. Eppure non sono passati tanti giorni, va bene, lo sappiamo, però ce ne sono ancora che rimangono chiuse. E proprio ieri ci è arrivata per esempio una segnalazione da parte di una famiglia, tra l'altro anche abbastanza triste, insomma piangeva proprio al telefono perché il papà, che aveva appena sentito il videochiamata, piangeva e diceva: ma mi avete abbandonato, non ci vediamo da 3 mesi, piangeva e si sentiva proprio abbandonato, non riusciva a credere che fosse ancora una limitazione. C'è qualcosa in più che si può fare o dire? No, allora noi abbiamo fatto le linee guida, faremo moral suasion, come si dice, no? Cercheremo di stimolare, adesso magari poi diciamo fuori dall'ufficialità, se ci dici qual è la casa di riposo, almeno possiamo anche capire con la gestione che problemi ci sono. Probabile ci sia qualche gestione che ha ancora dei problemi a gestire le linee guida, però io ho visto che la quasi totalità delle case di riposo ormai è entrata a regime nel fare entrare
ovviamente i familiari in maniera contingentata, non è che uno arriva col pullman con tutti i parenti fino al terzo grado per far visita, ci va una persona, c'è il tema della mascherina, eventuali protezioni eccetera. Noi siamo preoccupati delle case di riposo, siamo molto preoccupati. Lo so e lo sappiamo, insomma, l'abbiamo sentito in questi mesi, però poi c'è quest'altra faccia della medaglia di che è tragica. Persone che si sentono sole, non vedono più nessuno e sappiamo bene che un anziano magari fa fatica ad utilizzare le videochiamate e quant'altro. Sì, l'assessore mi dice che ha in programma di fare un incontro con le 2 associazioni delle gestioni delle case di riposo per riparlare della riapertura. Grazie. Prego. Zambò. Allora, rubo il lavoro a Emiliano per una volta, mi chiedono di chiedere il beach volley, lo possiamo riattivare? Il beach volley, pallavolo da spiaggia. Sport è sempre sport di squadra? No. Ancora niente. Al momento no. No, non ho finito, un secondo. Questa era la parte leggera. Invece c'è una nota di... Ma è diverso il tennis? Non hai mai il contatto sotto rete o è rarissimo, e anche se si gioca in doppio non si va mai tutti e 2 sulla palla, invece pallavolo quando si fa un gol schiacciata si è 3 attaccati. Vabbè, però è anche vero che la tocca di più la racchetta che con le mani la pallina, se no vuol dire che se uno che non gioca bene è meglio che stare a casa, se ha sempre la palla in mano. Il doppio non vanno tutti e 2 sulla palla, sono sempre staccati. Ma Emiliano, dove sei che te giochi a tennis? Un altro tema, tornando al trasporto pubblico, è appena arrivata una nota molto dura di Variati che dice è giusto il problema posto da Zaia, è sbagliata la soluzione, il rischio è troppo alto, l'alternativa che viene suggerita sottolineando le competenze prettamente regionali nell'organizzazione del trasporto pubblico locale è di far lavorare il trasporto pubblico però privato, quindi parla di minivan eccetera, mettere in campo tutti i mezzi e strutturare un piano che permetta anche con le scuole di Siamo fare felici. con quello che... Riferisco, appena... Ma le dite variate se corrono sulle rotaie anche gli autobus e i pullman. Trasporto pubblico locale, ragazzi, fino a prova contraria sono anche i treni. È lì che abbiamo il grosso problema. Mandiamo i pullman sulle rotaie. Forza, dai, forza. Prigioni e di nuovo Marchiori. Ordinanze, cosa manca adesso alla chiusura del Ma centro? guardate, noi abbiamo tutto l'ambito degli spettacoli, adesso per carità, Zaia vuole aprire discoteche, voglio aprire tutto quello che è ancora chiuso, perché vorrei ricordare che bisogna dire ok aprite, e noi abbiamo il tema dei teatri, dei cinema, delle discoteche e poi abbiamo le sale gioco, quindi casinò, le sale bingo. Sono tutte attività, poi uno può discutere sul fatto che gli piacciono o non gli piacciono, ma queste sono tutte attività autorizzate. E poi c'è tutta la partita degli sport di squadra. Ne abbiamo parlato prima, il beach volley, piuttosto che altre attività, il calcio o quant'altro, il rugby, karate, sono tutte queste storie qua. E gradualmente comunque dovremo affrontare questo. Guarda, noi ci siamo dati una data importante e stiamo facendo veramente il diavolo a 4 per capire se si può, perché qui di mezzo c'è la responsabilità. Perché vedo tutti che fanno, che dicono, che dichiarano, ma io le ordinanze le firmo. E se c'è una sostenibilità di natura epidemiologica e sanitaria, una data che ci siamo dati il 15 di giugno, quindi abbiamo 10 giorni ancora davanti. Marchiori. No, Presidente, semplicemente mi hanno appena scritto le titolari e collaboratrici dei nidi privati che la ringraziano di cuore per l'ordinanza e quindi volevano... Bene. Altre domande, colleghi? No, c'è una in queste ore il professor Pisani questa mattina da lavorare ha ovviamente riproposto l'importanza del modello VO, come ovviamente ricorda anche lei sempre Presidente nel corso delle sue conferenze stampa, e ha parlato in termini abbastanza, come dire, problematici. Dopo ha detto che secondo lui il professor Zangrillo, quando parla di rischio pressoché scomparso, in sostanza ha fatto un appello alla prudenza, ecco. E poi ha detto di essere favorevole alla chiusura dei confini con l'Austria, perché
dal suo punto di vista appunto il rischio di infezione, di pandemia non è assolutamente scomparso e quindi invita alla massima cautela. Ecco, questo ovviamente mette in discussione tutti i rapporti di mobilità all'interno dell'area europea. Lei cosa ne pensa in proposito? Ma sapete già qual è il mio pensiero, quindi avete l'obbligo di scrivere che non è Zaia risponde a Crisanti, perché da giorni che lo dico. Cosa volete che vi dica oggi? Che l'Austria deve restare chiusa? Dai, siamo seri. Cioè, è da una settimana che dico aprite queste frontiere. Io vi confermo quello che ho sempre detto, che la frontiera con l'Austria, peraltro posso dire, mi trovo anche d'accordo con Crisanti, perché Crisanti dice bene che stia chiusa così gli austriaci non rischiano, ma siccome io chiedo che si apra perché così abbiamo la movimentazione, noi non rischiamo niente, quindi vuol dire che va bene, o no? Al di là della battuta. Dico che io sono per l'apertura, dopodiché gli altri temi non li discuto. Ho sentito, perché ho voluto sentire un'intervista del professor Zangrillo per capire, ma onestamente io l'ho capita così. Il professor Zangrillo dice che è clinicamente inesistente una roba del genere, ha detto ho spento, non mi ricordo più, però io ho sentito un'intervista dove lui ha spiegato, lui dice da me in terapia intensiva non c'è più. Cioè, ha detto questo, punto. Ecco. Ma non faccio l'avvocato difensore, se la vedano tra di loro, cioè, cosa volete che vi dica? Io mi permetto solo di riferire quello che ha detto il professor Crisanti questa mattina. Lui ha fatto un'analisi del rischio pandemia. Lui ritiene, dopo ovviamente ricerche mediche e statistiche che gli sono state messe a disposizione, che il livello dei contagi tra gli asintomatici sia molto più alto rispetto a quello che compare, e parlava ancora segnatamente delle province di Bergamo e di Brescia, e dice che ci sono aree dove il 30% della popolazione risulta contagiata. Però capite, quindi dice, di fronte a questa cosa lui invita ancora alla massima prudenza e ritiene che la Lombardia sia ancora una regione, e mi spiace per Emiliano, la cui guardate, si possa andare a ballare di sicuro. Guardate, io penso che io non sono nelle condizioni di stare qui a disquisire su dichiarazioni di uno scienziato come il professor Crisanti. Qualcuno ha detto chi sono io per giudicare, mutuo questa frase, chi sono io per giudicare, punto. Va bene, grazie. Adesso guardate, sarà un rincorrersi di dichiarazioni, anche perché poi c'è il tema che il virus non ci sarà più, cioè, voi stessi dalle aperture di prima pagina cominciate ad andare in seconda, terza, bassa, finirà che anche gli scienziati andranno in seconda, terza, oppure torneranno a esprimersi su altri temi. Capite che noi non possiamo passare le giornate a replicare agli scienziati, loro fanno il loro mestiere ed è giusto che dicano quello che pensano, quello che hanno studiato. Noi veniamo dalla campagna, cerchiamo di facilitare la vita ai cittadini. Solo un flash, Presidente. Cioè, vorrei solo ricordarvi che, scusami, che per qualcuno, non faccio un riferimento specifico a qualcuno, ma era sbagliato anche aprire 10 giorni fa, 20 giorni fa, che sarebbe stata un'ecatombe. Ho letto di tutto a livello nazionale. I dati fino ad ora hanno dato ragione a noi. Non lo so, magari domani vengo qua e vi dico ragazzi c'è un focolaio, bisogna chiudere tutto. Però fino ad ora, dal 4 maggio, è esattamente il contrario di quello che diceva gran parte del mondo scientifico. Le avete scritte voi le dichiarazioni, Sì, ma non come colpa, le avete riportate voi? Solo un flash, Presidente. Un organizzatore di eventi che sta ascoltando la diretta chiede: la possibile ordinanza del 15 giugno potrebbe comprendere anche fiere e sagre, per cui le linee guida ci sono già ma manca ancora la data? Ci sono le linee guida, sì, anche i congressi, non è escluso che sia un pacchetto generale, anzi grazie per l'intervento perché mi ero dimenticato di dirlo. Sagre, fiere, congressi, grandi eventi. Possiamo chiudere qua, colleghi, grazie, a domani. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Sì, domani abbiamo come ospite il professor Navalesi e quindi parleremo di terapie intensive, quindi se avete necessità magari di fare qualche approfondimento ne approfittate domani, magari anche le domande che ha fatto Albino stamattina rispetto alla potenza del virus o altro, cioè avete il clinico che ha visto la terapia intensiva più importante che ci sia. Quella che ha avuto, siamo fuori dai microfoni. Sì, per modo di dire. No, non so se si è finita la diretta. Prego, dimmi. No, volevo dire che
leggendo i dati che vengono sempre offerti dal servizio statistico della protezione civile, facendo il confronto tra le persone ricoverate e guarite e... il numero di morti sì, è più basso. Perfetto, questo penso sia proprio legato anche alla qualità della terapia intensiva. Mi permetto di fare... Vabbè, stiamo parlando di un'eccellenza, io l'ho invitato per questo, vi ho portato la professoressa Tacconelli, la dottoressa De Silvestro, il professor Navalesi e poi arriveranno anche gli altri. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Eccoci tornati in studio, si conclude qui l'appuntamento quotidiano con Luca Zaia, appuntamento che avete sentito ha portato a parlare di vari argomenti, dagli asili nido appunto alla riapertura dei centri estivi, anche all'operazione di polizia giudiziaria di oggi con il pericolo, il timore, un po' l'allarme sulle infiltrazioni mafiose a nord-est, però qui il governatore ha detto, insomma, in linea generale ovviamente bisogna stare attenti a non abbassare la guardia, ma non conosceva nel dettaglio l'operazione di oggi, quindi si è un po' fermato su questo. Si è parlato di sport, con la riapertura ad alcune discipline sportive, altre quelle di contatto, che prevedono il contatto, diciamo c'è la necessità di più prudenza, e poi si è parlato a lungo dell'ospedale di Padova, quindi della necessità, ecco, probabilmente passerà questo come concetto, questo ritroveremo anche nei titoli dei nostri telegiornali o dei quotidiani, cioè insomma lo slogan sarà ospedale di Padova come il ponte Morandi, cioè che bisogna applicare alle procedure previste per il nuovo ospedale di Padova le stesse che invece sono già state attivate e che hanno prodotto, insomma lo dicono i fatti, buoni risultati per quello che riguarda il ponte Morandi, cioè la velocità. Insomma, ha detto delle date il governatore che hanno lasciato stupito anche me, perché ha detto che applicando quelle date il risultato sarebbe che si potrebbe arrivare addirittura a aprire il cantiere, a consegnare il cantiere, pensate, entro il 2020, quindi cioè, entro la fine dell'anno si potrebbe arrivare ad avere già un cantiere attivo per quello che riguarda l'ospedale di Padova, e questo ovviamente insomma, colpisce perché sono tempi davvero stretti, e opera pronta, ha detto, in 4 anni, anche questo è ancora più sorprendente, cioè la possibilità di concludere i lavori e avere l'opera pronta nell'arco di 4 anni. Insomma, io credo che siano cifre e date che che colpiscono molto. Vediamo se è uscita già qualche notizia relativa all'incontro del governatore. Ho visto prima che a Barcellona, pensate, un malato guarito è stato portato con la lettiga a vedere il mare, insomma veramente un'immagine, insomma, direi che colpisce. Ecco, sulle mascherine invece il numero di mascherine chirurgiche ordinate, italiane ordinate, è superiore a quello delle mascherine non italiane, questo dice il commissario Arcuri. Quindi 22 aziende hanno sottoscritto contratti con noi, ci forniranno 1 miliardo e 876 milioni di mascherine nei prossimi giorni. Con altre aziende, altre 4 aziende, supereremo i 2 miliardi di mascherine italiane al costo medio, questo è interessante, di 41 centesimi, cioè 9 centesimi in meno di quello calmierato. Questo ha detto il commissario Arcuri alla protezione civile, quindi insomma notizie interessanti, ecco, quantomeno incoraggianti e interessanti, che vengono dalle mascherine. Sempre Arcuri ha detto che metteremo a disposizione 5 milioni e 200.000 mascherine per gli esami di maturità. È indispensabile che i ragazzi facciano gli esami in sicurezza e ci organizzeremo per dotare tutte le scuole di mascherine alla ripresa delle lezioni, quindi si parla di settembre, direi, a questo punto, e anche questo certamente è molto interessante. Vediamo insieme un servizio, poi ci saluteremo, ma insomma ancora qualche minuto insieme. Un servizio che viene da Venezia e che racconta un po' il viaggio in bicicletta lungo la storia tra le terre bonificate della Laguna Veneta, lungo le vie della Seta di Caorle, insomma tutti i luoghi che un po' sono collegati alla memoria di Ernest Hemingway. Vediamo un po' questo servizio. Il giro alla scoperta dei luoghi di Hemingway tra filari di gelsi costellati da variopinte farfalle, cavalli bianchi della Camargue tra orizzonti infiniti di fiori di campo.
Comincia attraversando in bici le stradine sterrate delle terre venete della bonifica, in mezzo alle coloratissime arnie in legno. Siamo a Caorle, tra gli stradoni e i canali della prima grande bonifica. È il finire del 1800, si lavora duro e le opere di ingegneria idraulica sono davvero straordinarie. Parliamo di un'idrovora del 1880 che è stata funzionale fino agli anni 90. Qui la vastità della palude di allora prende forma in un nuovo mondo, oggi raccontato dalla sua stessa storia. Quindi l'acqua viene presa dai canali che sono questi qua della campagna e viene buttata fuori di là. Se ce n'è troppa, se ce n'è poca invece lo prendono. Ma all'inizio per la bonifica era così. Esatto, hanno asciugato e hanno creato questa specie di canale nuovo. Con la bonifica la vecchia laguna di proprietà della Serenissima Repubblica di Venezia venne divisa in prese. Qui siamo lungo la terza e la quarta a Cacorniani, dove, lungo il Livenza, si incontra uno dei patrimoni immateriali del territorio, i campi di Gelso, a testimonianza degli antichi saperi della Via della Seta del Veneto, come ci illustra Monia, la nostra guida. Tutto quello che vedete è una testimonianza del lavoro di una volta e quindi è sicuramente meritevole. Oltre al fatto che poi ci facevano anche le marmellate con le more del Gelso, che tutto sommato non sono niente male. Adesso come vengono utilizzate invece queste piantagioni? No, adesso non vengono più utilizzate a questi scopi effettivamente, e quindi però sono protette proprio perché sono un valore culturale. Bello, interessante, grazie a Anna Maria Parisi di questo servizio. Torniamo al coronavirus per parlare dei bambini, perché sotto i 12 anni non avrebbero un grande ruolo nella diffusione del coronavirus. Questa è un'altra delle tante ricerche pubblicate in questi giorni. È il più grande, il più importante giornale medico olandese, vi risparmio il nome perché comunque non lo pronuncerei correttamente. È uno studio condotto da esperti dell'Istituto per la Salute Pubblica olandese. Quindi bambini fino a 12 anni che insomma non portano, non trasportano, non contagiano, contagiati quasi sempre da adulti, di rado trasmettono il virus, questo per i bambini. Una notizia del territorio, che viene dal territorio: sono stati rinviati a settembre 2021 i grandi eventi della città di Marostica a causa dell'emergenza sanitaria. Slittano in particolare all'anno prossimo la storica partita a scacchi, personaggi viventi, e i concerti, in particolare quello di Andrea Bocelli. La partita a scacchi, che è a cadenza biennale negli anni pari, era in programma per l'11, 12 e 13 settembre e sarà rinviata quindi al weekend del 10, 11 e 12 settembre ma del 2021, con 3 repliche serali. Una decisione difficile, immagino, ma purtroppo a quanto pare inevitabile. C'è poi l'operazione contro l''ndrangheta che si è svolta a Verona, ne abbiamo già parlato, sgominata una banda locale che appunto operava nel veronese, ma ne abbiamo già parlato. E poi vi segnalo che invece la grandine sta in un certo senso devastando i raccolti un po' in tutta Italia, però insomma c'è veramente questo pericolo, grandine senza fine, con campi di mais, grano e fagioli devastati, fruttetti, stalle e serre colpiti, con il conto dei danni che sale a milioni di euro. Questo ci dice la Coldiretti. Prati e colture ricoperte dai chicchi di ghiaccio, come se fosse una nevicata d'inverno invece che quasi alle porte dell'estate. Insomma, avete sentito anche in provincia di Belluno ci sono state grandinate forti, grandi come noci, i chicchi di grandine che sono caduti nel bellunese nelle scorse ore. Quindi ovviamente all'emergenza coronavirus si aggiunge questa emergenza dovuta purtroppo al maltempo. Andiamo a Vicenza adesso, a Vicenza per capire che cosa sta accadendo. Si riparte dalla cultura, si cerca di ripartire a Vicenza con un boom di visitatori negli ultimi 2 fine settimana ai musei della città, che sono stati riaperti, anche al Teatro Olimpico, con la riapertura anche di alcuni cantieri. Facciamo il punto della situazione. Coronavirus fase 3, via le mascherine, quando si è all'aperto, via libera tra regioni. Era ora, sì, sperando che il virus non ci sia più o comunque che non sia così virulento. Sono d'accordo che è il momento, era giusto aspettare. Come la vede questa fase 3?
una fase più tranquilla, con qualche rischio rispetto al quale fare attenzione. Come la vede lei questa possibilità di andare fuori regione? Era una necessità, era ora? Beh, necessità no, però una cosa senz'altro buona, positiva, in senso generale. Una normalità che si va ritrovando anche nel settore dell'amministrazione pubblica, dove si lavora su parchi e cantieri viari. Definiti nuovi orari di apertura e chiusura estiva e invernale di boschi urbani, Villa Bedina Aldighieri, il parco fluviale Astichello e il bosco urbano Carpeneda, con l'intento di renderli più fruibili ai vicentini, rivisti in sinergia con le società di sottoservizi, da IM alle compagnie di telefonia, tutta una serie di cantieri, obiettivo mettere mano sulle strade una volta sola. I primi cantieri di quest'estate sono Viale Roma, in primis la statale Pasubio, poi Viale Milano con il tratto della rotatória Coccodrillo, quindi sono i primi ripristini, altri li abbiamo già fatti come alcuni tratti di Viale Marmora piuttosto che il ponte di Viale Margherita. E in questa fase lo scatto vincente a Vicenza ce l'ha la cultura, è un boom di visitatori, 4.929 ingressi dal 22 maggio e domenica 31 il Teatro Olimpico ha contato 1.170 persone, numeri che fanno ben sperare per il continuo della fase 3 e della successiva fase 4, l'arrivo dei turisti, ma in attesa. Questi numeri e le numerosissime telefonate che sta ricevendo lo IAT, anche gli accessi di richieste di informazione, forse anche la speranza, visto che da oggi si riaprono anche le regioni, ci ha portato a rivedere il protocollo sulle ingressi e a duplicare il numero di ingressi che saranno consentiti. Le parole d'ordine in comune sono sinergia ed elasticità, da qui il via libera dell'assessorato all'istruzione di 4 addetti alla custodia dei plessi scolastici che andranno in supporto alla custodia dei musei. Resta aperta la questione centri estivi, ma l'assessore all'istruzione Cristina Tolio rassicura. Ci siamo quasi, pazientate qualche altro giorno, pochissimo arrivo. E noi aspettiamo ovviamente, mentre è arrivata la dichiarazione del procuratore di Venezia Bruno Cherchi relativamente a questa operazione anti-'ndrangheta che contro la criminalità organizzata che si è incentrata soprattutto su Verona. È un'indagine che tocca per la prima volta Verona, dopo Padova e le zone del Veneto orientale, che dimostra la presenza strutturata della criminalità organizzata in regione, nello specifico un'andrangheta diciamo che viene da Isola di Capo Rizzuto, e questo ha detto il procuratore Cherchi in merito all'inchiesta Isola Scaligera. Ancora una volta abbiamo potuto evidenziare, ha proseguito Cherchi, che l'andrangheta ha valorizzato rapporti diversi dalla casa madre con imprese fittizie che riciclavano denaro, coinvolgendo imprenditori soprattutto edili e uomini della pubblica amministrazione compiacenti. Quindi insomma c'è da preoccuparsi, dice Cherchi, è una situazione preoccupante perché conferma quanto è accaduto in altri luoghi del Veneto, non bisogna abbassare la guardia, ha detto Luca Zaia, e insomma pare evidente che c'è davvero da prestare attenzione. Allora, adesso ci fermiamo, naturalmente il nostro pomeriggio continua, rimarremo insieme fino a questa sera quando arriveranno i nostri notiziari e poi naturalmente Focus con il nostro direttore, quindi intanto grazie per aver seguito con noi in diretta il governatore Luca Zaia, poi comunque ci vediamo tra poco e continuiamo nel nostro pomeriggio insieme.